Noi lavoriamo, noi abbiamo lavoro, lavoriamo bene, quindi noi non possiamo dire, non possiamo lamentarsi. Non solo profughi. Gli stranieri in Italia sono anche attori dello sviluppo e in Veneto producono il 10% del PIL. La ricerca della Fondazione Leone Moressa scatta una fotografia dell'immigrazione che non è fatta soltanto di sbarchi e accoglienza di richiedenti asilo, ma anche e soprattutto di lavoratori integrati nel tessuto nazionale e regionale. Nel 2014 i 246.000 occupati stranieri in Veneto hanno prodotto 13 miliardi circa di euro di valore aggiunto, pari appunto al 10% della ricchezza regionale complessiva. Le imprese straniere nella regione sono 45.000, il 9,1% del totale. Io sono un piccolo imprenditore, siamo un piccolo padroncino che ha 2 camion. Uno straniero su 5 in Veneto è romeno. Tra le prime 10 nazionalità, ben 6 infatti sono dell'Europa dell'Est o dell'area balcanica. I romeni sono 116.056, seguono, ma a lungo distacco, i marocchini 53.102. Quindi albanesi, moldavi, cinesi. Gli stranieri versano 722 milioni di IRPEF, ma contribuiscono anche allo sviluppo dei paesi d'origine. Ci diamo tanto una mano, che sia qua in Italia che sia a casa in Africa. Le rimesse degli immigrati, infatti, ovvero i soldi inviati in patria dagli stranieri in Veneto, nel 2014 ammontavano a 426 milioni di euro.